No, prego. Sì, io ho partecipato a pochi incontri qui, non sapevo, cioè, comunque, non ho mai sentito, cioè, ho sentito la storia di Padova, Venezia, eccetera, però penso che la storia della Repubblica di Venezia sia finita, come si accennava prima, nel 1797, il Trattato di Campo Formio. Ora, io ho letto questo libricino, penso che lei sia un editore di questo. No, si sbaglia, non lo conosco. Non lo conosco? No. Allora, c'è la prefazione. C'è la prefazione. Ma qual è? Ah, è quella quella del no, sa perché non sapevo che fosse lì, perché io l'ho fatta per la mostra, non sapevo Allora, fosse. guarda, introduzione Lorenzo Fogliata, Sì, io vedo no. il suo nome. No, certo. E prima, quando le voglio fare una domanda, però certo, una premessa, sì. un'introduzione, come dice lei. Quando lei all'inizio ha introdotto dicendo, che poi ha ripreso verso la fine, che mai l'Italietta di oggi non ha usato questo termine. Lo usa lei, ma condivido, può usare. Condivide, esatto, lo so che condivide. Ho una specie di un attimo, ho una specie di lettura del pensiero. E ha detto né mai si sognerà. A questo punto c'è stato un intervento, mi scuso se mi alzo, c'è stato un intervento dell'amico qui accanto. E la maggior parte degli astanti ha detto no, lasciamo parlare. Però questa premessa, insomma, sarebbe stato, per chi non è d'accordo con la sua prospettiva politica, perché uno si chiede ma perché una persona si interessa tanto di Venezia, cioè la grandezza di Venezia, se non un attimo, in termini attuali, cioè, lasciamo parlare. se no, cioè uno dice, se non in termini attuali, cioè che cosa si può fare oggi, innanzitutto, eventualmente, e lo trovo giusto, per cercare di, diciamo, dire la verità, e questo lo trovo. Oppure per cercare, nel momento attuale, strade politiche che in qualche modo, ricollegandosi a questi miti, lei lo dice, cerchi di una soluzione ai problemi, per esempio, del Veneto. Ora dico io, vengo alla domanda. Fate finire. Allora, Ognuno ha diritto. Fa la domanda, dai, Vengo alla domanda. Lasciamo fare la domanda. Silenzio. Allora, io accetto tutto di questo libretto, tutto ciò che è riferito fino, anche perché non saprei controbattere e non neanche voglia, 1797. Però non capisco perché, qui veramente entro Nel vivo. domanda, cosa c'entra in questo libretto la battaglia di Lissa e Vincenzo Vianello? Cioè, voglio dire, Lissa, battaglia del 1866. Sì. Però non è nella mia, mi pare, quello di Lissa. No, le chiedo, non mi ricordo. Immagino di no. Io adesso ripeto, non le faccio una No, prendo certo. il libretto. No, volevo proprio capire, non mi Esatto, ricordo. il libretto. Cosa c'entra la battaglia di Lissa e l'apologia di Tokentov? L'apologia di Tokentov, oltretutto, ecco perché ho letto nel suo pensiero, l'introduzione, non importa come lo dico, l'introduzione, se la leggete, c'è scritto: noi siamo ottenebrati dalla disfida di Barletta, dal tumulto dei Cionchi, da Pier Capponi, i Vespri siciliani, Garibaldi, Mazzini e la Resistenza. Bene, bravi! Allora, che cosa? Lei non vuole risposte. Non voglio questi applausi. No, se No, venga. Lei ha chiesto a me. Lei ha chiesto a me. Allora, rimaniamo nell'ordine. Dare la risposta. Diciamo. No, io invece sono contento di questa gente. Sì. Se mi lasciate, io lo ringrazio perché mi rendo Ho sentito conto. applausi. Scusi un attimo, da noi in Terroni, anche a casa mia, si dice uno che sputa nel piatto dove mangia. Allora, Dai, lasciamo andiamo dare a... Sarei io. Cerchiamo di Allora, per cortesia lasciamo la parola all'avvocato Fogliata. Allora, io lo ringrazio il signor perché lei sa come mi chiamo io. Lisanti Antonio. Lisanti Antonio. Io la ringrazio perché lei con questa obiezione rappresenta un punto di vista
assolutamente dignitoso. Lei rappresenta, secondo me, buona parte dell'opinione pubblica. Non è che la sua sia una prospettiva originale, anzi è una prospettiva nota e fondata su tutta una serie di tradizioni ormai, chiamiamole così. Ovviamente lei parla di un punto di vista, io le esprimo il mio punto di vista, se non parlo più di Marina, di Armata Grosso, di Armata Sottile, parliamo di idee e di punti di vista, no? Le rispondo così. La prima sua domanda è stata Lissa, cosa c'entra Lissa? Io non avevo scritto di Lissa, però tutto sommato mi sento di sottoscrivere perché. Quando Daniele Manin questa volta, nel 1848 si rivolta agli austriaci, lo fa fondando la Seconda Repubblica Veneta, questo è un fatto notorio. Nell'ambito di quella rivoluzione c'erano più anime, perché c'era un'anima che voleva immediatamente l'unione al Piemonte, e quindi alla monarchia sabauda. C'era un'anima unitarista di tipo mazziniano, repubblicana, che del Piemonte non voleva saperne, e c'era una terza anima, che è quella di Daniele Manin, e soprattutto popolare, non intellettuale, che non voleva saperne né degli uni né degli altri, ma voleva ricostituire la Repubblica Veneta. Perché nel 1848-49, parlo sempre da veneziano, a Venezia l'idea dell'Italia era un'idea lontanissima. C'era una canzone di Gondolieri che diceva «Cosa è sta fusione, ni me sona confusione». Quando Carlo Alberto pare che si avvicini vittorioso, lei saprà che il Parlamento, il governo veneto di allora della Repubblica Veneta, cioè quella di Manin, decreta la fusione col Piemonte. Tommaseo lascerà indignato l'assemblea, se ne andrà. Manin lo fa dichiarando chiaro e tondo che lui rimane delle proprie idee, ma che lo deve fare per il bene superiore. Poi Carlo Alberto prenderà una legnata a Novara e quindi marcia indietro, si riprendono i propri poteri, non fanno più la Repubblica Veneta, fanno il governo provvisorio e li andranno avanti fino alla caduta. Perché le faccio questa premessa? Fino a quel momento poi la marina si chiamava Venezianische Kriegsmarine, la marina da guerra veneziana, la marina austriaca, veniva chiamata marina da guerra veneziana, la marina austriaca, e aveva le doppie insegne, quelle rosse e bianche e Leone di San Marco. Da quel momento in poi gli austriaci invece non lo faranno più. Parlo del 48-49 perché quando un giornalista di Augsburg scrive al proprio giornale nel 48 dei fatti che vede in piazza San Marco alla proclamazione di Manin e Tommaseo, dittatori supremi della Repubblica Veneta, dice: ho visto gente piangere, inginocchiarsi di fronte al vessillo marciano e ho visto vecchi che con le lacrime agli occhi raccontavano quello che avevano veduto in gioventù o che avevano sentito raccontare dai padri. Non c'era una prospettiva italiana. Questo può piacere, non può piacere, ma è storia. Poi quello che è successo dopo lo sappiamo, quindi poi ci può essere un'adesione successiva. All'epoca non c'è stata. Nonostante un fortissimo apporto dell'elemento, diciamo, pro-italiano, perché ci fu per esempio il generale Pepe, Guglielmo Pepe Napoletano, con una piccola marineria napoletana che, sventolando tricolori, venne a Venezia e aiutò, e come si aiutò alla difesa della Repubblica, la Seconda Repubblica Veneta, e nonostante ci fosse l'area mazziniana che era anche quella per il tricolore, ancorché non per la monarchia sabauda. Quando accade Lissa, che cosa succede? Lì siamo molto più avanti, tra gli anni 50 e 60 il rapporto tra veneti e austriaci probabilmente si spezza, perché c'è una vessazione, una tassazione folle, perché proprio fra l'altro gli austriaci esercitavano una pressione fiscale 2 volte superiore nel Lombardo-Veneto rispetto all'Ungheria o ad altri posti. Quindi c'è una ribellione dovuta a tante ragioni. A quel punto là però che cosa accade? C'è ancora un'unità, una parte di unità preservata di ex dominio veneto e di cultura veneta che rimane nel nord del Veneto e in Istria e Dalmazia. Ecco perché quando a Lissa c'erano ancora i veneti che combattevano, però c'è un'unità mantenuta anche se sotto dominio austriaco. Quando avviene la battaglia è un dato di fatto che la marineria austriaca sulle cosiddette navi, le famose navi di legno,
fosse costituita per ragioni ovvie, perché la marineria poteva essere attinta solo da lì, da veneti costieri, istriani e dalmati, ed è un dato di fatto altrettanto che quella italiana invece fosse costituita da marineria ex Regno delle Due Sicilie, toscani e liguri in particolare. È altrettanto un dato di fatto, perché ce lo dicono alcuni ufficiali della Marina italiana di allora, che addirittura non capissero gli ordini da una nave all'altra per la lingua che parlavano. È un dato di fatto che Persano abbandona il suo posto di battaglia e va nelle retrovie senza nemmeno issare il proprio vessillo nelle retrovie, così creando una confusione immane nella Marina italiana. È un dato di fatto che quando Tegetthoff dice al famoso Vianello detto Gratton, da che dentro e questo riesce a sfondare, la nave affonda e si alza il grido viva San Marco. Può non piacere, ma lei deve pensare intanto che stiamo parlando di un'altra epoca. Vabbè? Quindi stiamo parlando di un periodo in cui tutto quello che lei ha letto, studiato, eccetera, di quello che è accaduto successivamente, non era mai esistito. E invece esisteva ancora la memoria storica di secoli. Guardi che un millennio non è che si scardini così. Io oggi testimonio che non si è ancora scardinato, per fortuna. Non si scardina un millennio con allora pochi anni di storia, oggi 160 anni di storia. Non parlo di politica, le parlo quantomeno di rispetto della nostra storia. Sono io che ho scritto, quello sì, il tumulto dei ciompi, eccetera. Certo, io mi ribello, perché, come dicevo prima, 24 anni di assedio, tanto per dirne una, sconosciuti non solo ai giovani toscani o siciliani, ma sconosciuti ai giovani veneti, per programmi ministeriali imposti dall'alto. E mentre tutti sanno di questi benedetti ciompi che Segale a Firenze, o della disfida di Barletta, che scusi, era una burletta, la disfida di Barletta, è stata storicamente una burletta, lo si sa, e non è stata una cosa effettiva. O per Capponi che mi suona le campane, quando noi mettevamo 100 galere in battaglia, ma nessuno lo sa e lo dice, tantomeno i giovani veneti. Questa è un'ingiustizia storica. Subito, poi ho finito. Il mio punto di vista non è né quello politico né quello partitico, ma la pretesa che a scuola mia figlia, che oggi ha 5 anni, possa avere il diritto di sapere queste cose senza dover venire in un ambito parrocchiale con 40 gatti per sentire parlare di queste cose. Questa è una pretesa sacrosanta, e il signor Ciampi e gente come lui fino all'altro giorno si sono opposti a questa semplice richiesta democratica, la differenziazione dei programmi scolastici, perché ancora si dice che dalle Alpi alle Piramidi, al Manzanarre al Reno, tutti devono studiare la stessa cosa, e scusi, io su questo non sono d'accordo, punto. Poi il resto, la politica non mi interessa.